manifestanti da Mestre San Giuliano a Venezia Tronchette sempre lo stesso, dimissioni, cui segue un categorico a casa. Braccia incrociate in mattinata con oltre 1 migliaio di manifestanti tra capitani, marinai e autisti per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Dalle 10 alle 13 non è uscito un tram, un vaporetto, una motonave, un autobus. Oggi questo è il primo segnale. Sciopero che a Venezia vede dipendenti schierati in massa sia per il rinnovo del contratto, ma soprattutto contro la dirigenza CTV e l'annunciato taglio degli integrativi. Noi non accettiamo di andare a perdere il 35-40% della nostra busta paga. La decisione di CTV presa unilateralmente, dicono dipendenti, e senza contrattazione sindacale, così anche dalle RSU. Si tradurrebbe in una perdita netta di 350 euro al mese dal 1° aprile per un lavoratore con una media di anzianità di 30 anni, un autista che guida da 30 anni e al massimo dei suoi scatti d'anzianità. Quindi andiamo a prendere dal 1° aprile 1250 euro. La scelta della dirigenza CTV d'accordo con Cafarsetti per ridurre le spese in conseguenza alla crisi del turismo e ai mancati incassi dalle vendite dei biglietti. A CTV, da noi contattata per una replica, nella persona di Giovanni Seno, ci ha detto testualmente che l'azienda non rilascia alcun commento. Se l'azienda non ci ascolta, ai vari tavoli di confronto con le amministrazioni e con il prefetto, noi continueremo il PES successivo con 8 ore di sciopero e 24. Dopodiché la gente andrà dal privato a prendersi i mezzi.